Favara presentata la candidatura del dottore Montaperto, ex assessore provinciale. Studente siciliano trovato carbonizzato a Pisa, Catania in fiamme, salvate 170 persone via mare, il consigliere comunale di Licata accusato di tentato omicidio ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il punto settimanale dell'ASP di Agrigento e il comune di Agrigento approva sforbiciata sulla Tari. Al via con i teatri di Pietra ad Eraclea, Agrigento celebra Dante, Accademia Michelangelo ospita l'esposizione di 300 artisti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la politica in occasione delle amministrative che si svolgeranno il prossimo 10 ottobre. A Favara questa mattina in piazza Cavour è stata presentata ufficialmente la candidatura a sindaco dell'ex assessore provinciale di Agrigento Salvatore Montaperto. Arturo Cantella. Dottor Montaperto oggi qui a Favara nella piazza centrale per presentare ufficialmente la propria candidatura, una candidatura sicuramente importante per una città come Favara nonostante le mille tantissime problematiche che ci sono. Ecco, in molti si chiederanno come mai ha deciso di candidarsi, dottore Montaperto. Io, come ho sottolineato in diverse occasioni, prima di essere un operatore politico e un professionista della sanità, credo di essere un cittadino che vive con grande disagio questo progressivo degrado della nostra società, un paese allo sbando, sporco, in cui non funziona niente, senza una guida autorevole, senza rispetto delle regole, senza nessun controllo. Questo non significa che io sono alla ricerca di responsabilità che tra l'altro sono facilmente individuabili, ma bando le polemiche, dobbiamo tutti sbracciarci, dobbiamo mettere a disposizione della popolazione tutte le nostre energie positive. Credo che questo sia il momento opportuno di servizio alla collettività. Le problematiche in campo sono tante, una per tutte, quella dei rifiuti, l'acqua, insomma un disordine che a Favara ormai da tempo regna incontrastato. Non le crede, non crede che sia una battaglia un po' difficile questa di portare avanti? Il bilancio anche, ecco una cosa che dimenticavo. Sono estremamente e completamente consapevole delle difficoltà. Io ho tutto da perdere e niente da guadagnare, questo lo dico con estrema serenità, farò una campagna elettorale molto corretta come nel mio stile, sobria, non alla ricerca di polemiche o altro. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno dai cittadini, c'è bisogno di tutta la classe politica, c'è bisogno anche della deputazione. Qua mi appoggiano oltre liste civiche, diverse forze politiche, a cominciare da diventare a Bellissimo, l'ex MPA, quindi Giussi Savarino, Di Mauro, l'UDC di Decio Terrana, i Fratelli d'Italia e l'amico Lillo Pisano, sono tutte delle forze politiche che fanno riferimento al Presidente Musumeci. Bando alle polemiche, c'è bisogno di tutte, la deputazione, le forze politiche devono prendere a cuore le sorti di Favara. Favara ha bisogno di interventi ordinari e straordinari. Quindi non solo una coalizione di centrodestra ma anche liste civiche, io stesso presento una lista civica che è Montaperto per Favara, ma c'è anche una lista Vivi per Favara, Fabaria Nuova, quindi ma la mia candidatura in ogni caso fin dall'inizio è nata aperta a tutte le persone che si vogliono spendere per cercare di migliorare la nostra collettività. Ecco, la sua compagine assessoriale come sarà formata? So che si sta muovendo attraverso la ricerca di personalità importanti nel comune di Favara che hanno dato già parecchio anche nel passato e che possono dare anche molto nel futuro. Noi stiamo lavorando moltissimo sul programma e sulla squadra assessoriale. Fino a quando non completeremo il tutto noi non faremo alcuna anticipazione, perché se non c'è una squadra assessoriale veramente competente e di buona volontà noi non riusciremo a fare alcunché di positivo.
A sostegno di Montaperto diventerà bellissima Fratelli d'Italia, Movimento Nuova Autonomia, l'UDC e Forze Civiche Totò Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fabaria Nuova. Le interviste. Onorevole Di Mauro, oggi si presenta il dottore Montaperto alla città per chiedere il consenso in una economia favarese, diciamolo, totalmente distrutta. Ecco, non è difficile portare avanti questa battaglia e poi molti si chiedono ma chi glielo fa fare? Ma guardi, io credo che quello che è successo in questi ultimi anni sia stata una cosa grave, un'amministrazione che purtroppo non è riuscita a innestarsi nei meccanismi virtuosi sia della Regione siciliana sia che dello Stato. Il nostro obiettivo è mettere in campo un'azione politica attraverso una personalità di questa città che è un noto professionista, molto vicino a tutti i pezzi della società e che ha anche un'esperienza politica. Le risorse della Regione siciliana, ovviamente guidata da Musumeci che accanto a noi e anche gli altri partiti che lo sostengono, faranno sì che potremo essere in grado di poter intercettare i fondi del PNR. Per Favara questa sarà una grande opportunità per ricucire questo territorio ed evitare ciò che è successo in passato quando sono stati abbattuti dei palazzi per via della crisi che c'è in questa realtà, che è soprattutto una crisi di natura morfologica. Il territorio ha una serie di costruzioni che avrebbero bisogno di essere rimesse in pristino e credo che una battaglia per il centro storico lo potremo fare. Onorevole Savarino, qui a Favara ad appoggiare la candidatura del dottore Montaperto, una candidatura sicuramente difficile e impegnativa anche per le 1000 problematiche che il Paese presenta. Non c'è dubbio, e proprio per questo abbiamo raccolto con le altre forze politiche che sostengono il centrodestra. Noi diventerà bellissima la candidatura del dottore Montaperto perché è un medico, un uomo abituato all'ascolto dei suoi cittadini, all'ascolto della gente e all'ascolto anche nel momento di bisogno. Ecco, in questo momento Favara, che è isolata politicamente ed è piena di problemi, ha bisogno di un uomo che sappia ascoltarne tutte le istanze e poi ha bisogno di noi che a Palermo togliamo questa città dall'isolamento e riusciamo a dare a quelle istanze che vengano presentate però attraverso progetti, che vengono presentate attraverso richieste legittime, sbloccare questa città e dargli una speranza e dargli un futuro. La Regione siciliana con il governo Musumeci sta spendendo tutti i fondi europei, ora è una delibera di giunta che fa l'accertamento, sblocca oltre 3 miliardi e 2 di progetti di fondi già spesi, quindi di pagamenti per progetti già spesi. È un'occasione importante, questa città non può rimanere fuori da questo circuito, quindi serve un uomo abituato ad essere vicino alla gente nel momento di maggiore bisogno, come sono i medici, e Favara questo è un momento di maggiore bisogno, non è mai stata in un momento di difficoltà come questo e ha bisogno anche di una sinergia sana con i partiti che in questo momento governano la Regione siciliana, perché quei tanti problemi che ci sono attraverso un'amministrazione sana e attraverso questa sinergia di cui parlavo possano trovare soluzione. Questo è il nostro impegno per Favara, che diventerà bellissima. Fratelli d'Italia oggi appoggia la candidatura del dottore Montaperto in un momento difficilissimo. Ecco, come mai lei avete scelto di fare questo passo politicamente parlando? Noi pensiamo che Totò Montaperto sia la migliore candidatura per Favara, per il rilancio di Favara. Purtroppo, come sappiamo, stiamo vivendo un momento grandioso con tanti problemi, soprattutto quello della spazzatura e anche altri problemi, soprattutto depressione fiscale ed economica, e pensiamo che questa coalizione che è a supporto di Totò Montaperto possa veramente rilanciare Favara. Noi siamo orgogliosi della scelta che abbiamo fatto, andiamo avanti veramente con un gruppo di alleati che veramente possiamo dare un segnale importante su Favara. È dello studente Francesco Pantaleo, 27enne di Marsale, in provincia di Trapani, scomparso da Pisa sabato scorso, 24 luglio. Il corpo, trovato carbonizzato domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme a Pisa, a pochi chilometri dalla città, è stato identificato attraverso i campioni di DNA concessi dai genitori agli inquirenti. Lo si apprende da ambienti investigativi. Il giovane risultava irreperibile da giorni dopo l'allarme lanciato dalla famiglia che risiede in Sicilia, e nella sua abitazione erano stati trovati i suoi effetti personali, compresi i suoi occhiali da vista. Da chiarire le circostanze della morte.
170 persone bloccate dagli incendi in 2 zone marine di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di Porto. Per fuggire alle fiamme si sono recati sulla spiaggia, dove sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera, prima con dei gommoni e poi trasbordati su motovedetti. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capennine del lungomare della Playa, a fuoco anche delle abitazioni. L'aeroporto da ieri sera è tornato poi operativo. Le operazioni di volo in partenza e in arrivo erano state sospese a causa degli incendi scoppiati vicino allo scalo per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei vigili del fuoco. Ergastolo per i piromani, come purtroppo temevamo, a causa delle altissime temperature che stiamo registrando in Sicilia. L'isola è aggredita da incendi di vasta estensione, alcuni dei quali veramente gravi per la devastazione che ne consegue, e quanto afferma il governatore Nello Musumeci. Una situazione prosegue resa ancor più tragica dalla rinnovata azione dei piromani. Si tratta di criminali che, lo ribadiamo, meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio. Tentato omicidio, a Licata arrestato il consigliere Aronica. Gli sviluppi nel servizio. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato il consigliere comunale Gaetano Aronica, 48 anni, eletto nel 2018. Il politico è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, che ha accolto la richiesta della procura guidata da Luigi Patronaggio. Aronica si trova agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Ha sparato 3 giorni fa in via Grangela all'ex socio in affari, anche lui ex consigliere comunale, Pino Caico. Dei 4 colpi esplosi con una pistola calibro 22 detenuta illegalmente, soltanto uno è andato a segno, colpendo a un braccio la vittima. Alla base dell'agguato ci sarebbero motivi economici, e in particolare la suddivisione delle quote societarie dell'agenzia funebre che fino a poco tempo fa gestivano insieme. Si ravvisa il concreto e attuale pericolo che Gaetano Aronica, ove non adeguatamente contenuto, commetta altri reati delle stesse specie, per cui si procede. Lo scrive il GIP di Agrigento Stefano Zammuto nelle 11 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare con cui dispone gli arresti domiciliari del consigliere comunale per il tentato omicidio di un socio in affari di 71 anni. Secondo il giudice, il pericolo è desumibile dalle circostanze e dalle modalità dei fatti addebitatigli, oltre che dall'urgenza e dalla cogenza psicologica che lo agita, essendo in preda a un'autentica ossessione verso i contraddittori, i suoi soci, fratello compreso. Quest'ultimo passaggio è riferito alla elevata conflittualità che ha preceduto la sparatoria tra Aronica da una parte, la vittima e un fratello del consigliere comunale dall'altra, per dissidi legati a questioni societarie afferenti l'agenzia di onoranze funebri di comune appartenenza. Nell'opinione di Aronica, osserva il GIP, infatti vi sarebbe un disegno ordito dai suoi soci per estrometterlo dalla compagine sociale. Era stato poco prima provocato dal suo socio 71enne, che si era vantato con lui di essere riuscito a sottrargli pure un magazzino, ma non era sua intenzione ucciderlo, quanto piuttosto quella di spaventarlo. È la linea questa del difensore di Gaetano Aronica, riportata dal GIP di Agrigento nell'ordinanza di custodia cautelare. Una ricostruzione che però non ha convinto il giudice delle indagini preliminari, ritenendo invece che l'indagato abbia posto in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a cagionare la morte del suo socio. 4 ricorsi in Cassazione nel giro di pochi mesi, presentati da esponenti di spicco di Cosa Nostra, che contestano l'applicazione del carcere duro e delle severe limitazioni imposte dal regime del 41 bis. I dettagli nel servizio. 4 ricorsi in Cassazione nel giro di pochi mesi, presentati da esponenti di spicco di Cosa Nostra, che contestano l'applicazione del carcere duro e delle severe limitazioni imposte dal regime del 41 bis. A scendere nei dettagli sono i colleghi di Palermo Today. Una condizione che evidentemente sta stretta a boss irriducibili, cui nomi richiamano alla mente guerre di mafia e stragi, ovvero Pippo Calò, che compierà 90 anni a settembre, Pietro Aglieri di 63 anni, Giuseppe Madonia di 67 anni e Filippo Matassa, 71. Tutti si sono opposti alla decisione del Ministero della Giustizia di prorogare il 41 bis prima al Tribunale di Sorveglianza e poi alla Suprema Corte, ottenendo tuttavia esiti negativi e la condanna a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Per i giudici 4 detenuti restano pericolosi e se accedessero al regime carcerario ordinario potrebbero immediatamente riallacciare contatti con i loro clan di appartenenza. Per quanto riguarda Calò, la proroga del 41 bis era arrivata già il 5 settembre del 2018 e già il Tribunale di Sorveglianza di Roma il 6 novembre dell'anno scorso aveva rigettato il ricorso. Dello stesso parere è stata la Cassazione che nel suo provvedimento sottolinea il ruolo ricoperto per lungo periodo da Calò in Cosa Nostra, da esponente di vertice e capo mandamento di Porta Nuova, da componente della Commissione provinciale nonché da delegato ai rapporti con ambienti della finanza deviata, ne rimarca l'elevatissima caratura criminale. Oltre all'attività del suo clan, come ha confermato anche l'operazione Cupola 2.0, Aglieri aveva fatto invece ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, emessa lo stesso giorno di quella di Calò, che aveva ritenuto corretta la proroga del 41 bis disposta dal Ministero l'11 settembre del 2019 e anche in questo caso si mette in evidenza il ruolo ricoperto per lungo periodo in Cosa Nostra da Aglieri, che ne era stato un esponente di vertice affiliato al mandamento di Santa Maria di Gesù. Per gli avvocati del mafioso sarebbero stati ribaditi sempre gli stessi argomenti e in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale più recente si sarebbe finito per attribuire valenza decisiva all'assenza di collaborazione con la giustizia di Aglieri. Inoltre non ci sarebbe il rischio attuale e concreto di ripresa dei contatti con la realtà criminosa di riferimento, visto anche che la carcerazione si protrae ininterrottamente da 23 anni, in più il boss avrebbe intrapreso un percorso individuale valutato in termini positivi, che lo ha portato anche ad iscriversi all'università. Argomenti che la Suprema Corte però ha bocciato, puntando anche in questo caso sugli esiti investigativi di Cupola 2.0. Passiamo a Giuseppe Madonia, condannato all'ergastolo per 6 omicidi, compreso quello del capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Si era visto prorogare il 41 bis il 10 aprile del 2019, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato la decisione il 25 settembre dell'anno scorso. La Cassazione ripercorre anche in questo caso il profilo criminale del detenuto esponente di vertice di Cosa Nostra, Re Suttana, e mette in risalto che Madonia ha commesso reati anche in carcere, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e che è stato in grado di comunicare con l'esterno tramite colloqui con la cognata Angela di Trapani. Infine c'è il caso di Matassa del clan dell'Acqua Santa, per cui la proroga del 41 bis risale al 29 agosto del 2018 e la conferma da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata il 16 gennaio dello scorso anno. Covid, il punto settimanale dell'ASP di Agrigento. Vediamo. Ultimo appuntamento del mese di luglio con l'aggiornamento dei dati sul Covid nella nostra provincia. Settimana scorsa vi ricordate che parlavo di quarta ondata dei non vaccinati, lo confermo anche questa settimana, ma questa settimana piuttosto che parlarvi vorrei far parlare i dati, perché la situazione della nostra provincia purtroppo ha assunto un rilievo sicuramente regionale, perché se guardiamo il numero di nuovi casi, la nostra provincia, se escludiamo la provincia di Palermo e Catania che sono più grandi, è ai primi posti per incidenza di nuovi casi nelle ultime settimane. Abbiamo avuto dei numeri che tranne un giorno sono sempre stati vicini a 100 nuovi casi al giorno e ovviamente questo ha una ripercussione nei nostri ospedali, perché in questo momento l'ospedale di Ribera, che è il nostro ospedale Covid, apro subito una parentesi poi continuo con i numeri, l'ospedale di Ribera sta consentendo a tutta la provincia di poter lavorare per tutti i pazienti che non sono Covid, quindi dobbiamo, tra virgolette, essere grati ai nostri colleghi, a tutto il personale che sta operando in questo momento sotto stress, veramente sotto pressione, ma stanno consentendo a tutti gli altri ospedali di funzionare con i non Covid e non è secondo me una roba da poco questo. I numeri vedrete che sono importanti, in questo momento abbiamo 18 pazienti in medicina a Ribera, a questi 18 vanno aggiunti 7 pazienti nella stanteria del pronto soccorso e quindi siamo a 25 e 7 pazienti in subintensiva sempre a Ribera e siamo a 32 pazienti diciamo non intensivi. Poi abbiamo 4 pazienti in terapia intensiva. Ribera
sapete bene che anche le malattie infettive in questo momento hanno 8 posti occupati su 10. Noi cosa abbiamo fatto in questi giorni? Perché questa settimana tutti i giorni sono stato a Ribera a incontrarmi con i responsabili e stiamo provvedendo a recuperare un'altra ala per i malati di medicina dell'ospedale di Ribera. Avremo a disposizione un'altra ventina di posti, dopodiché ovviamente bisognerà prendere ulteriori decisioni per vedere come implementare. È chiaro che quello che vedete nella tabella di crescita dei nuovi casi nell'ultima settimana, che ci fa scattare ai primi posti, forse peggio di noi hanno fatto Caltanissetta sicuro e forse Ragusa, ci deve far preparare ad eventuali nuovi interventi, dei quali però stiamo ragionando, cioè siamo costantemente al lavoro per vedere cosa bisogna fare nel caso di nuovi positivi. Vedete il nostro pachiderma che nell'ultima settimana era a 600 e già ha oltrepassato i 1000 positivi nella nostra provincia, quindi sono numeri veramente importanti. Vi ricordate che 1000 era un numero che ci ha fatto tremare i polsi nei mesi di febbraio-marzo, però vorrei ricordarvi che in quel periodo il numero di ospedalizzati era più del doppio di quello che abbiamo adesso. Questa conferma che la vaccinazione è riuscita almeno a incidere sul numero di ricoverati. Facendo un'analisi di Ribera su tutte le persone che sono ricoverate, circa una quarantina in questo momento, su 40 abbiamo 37 non vaccinati all'ospedale di Ribera, 1 vaccinato e altri 3 vaccinati, di cui 2 con una sola dose e 1 con entrambe le dosi. Quindi capite bene che il 95%, se non di più, sono tutte persone che non sono vaccinate. Questo dovrebbe bastare per farci considerare sempre l'opportunità di vaccinarci. Allora l'unica cosa da fare in questo momento è la vaccinazione. Sapete bene, dobbiamo completare il ciclo, abbiamo ripreso con buona lena a vaccinare, abbiamo una media di 5.000 persone al giorno. I nostri hub stanno lavorando non a pieno regime, perché in questo momento l'appello che vorrei lanciare, sapete che la Regione ci ha dato la possibilità di aprire, di continuare con gli open days, quindi aperti a tutti. Però in questi giorni io ho girato tutti i nostri ospedali, praticamente compreso gli hub, ho visto per esempio il mercoledì all'hub di Agrigento, che è il nostro hub più grosso, sono andato alle 19:30 di sera, avevamo 33 nuove somministrazioni con Pfizer e 143 con Moderna, cioè 200 persone in un open day in un hub in una provincia come Agrigento, l'hub che racchiude tutta quella zona importante della nostra provincia, sono veramente risibili. Mi piace però ricordarvi che il Moderna è un vaccino assolutamente analogo al Pfizer, ha lo stesso principio attivo, quindi anche questo è un vaccino mRNA che quindi è sicuro altrettanto quanto il Pfizer. Non vorrei che la gente lo considerasse come l'AstraZeneca e quindi vuole solo Pfizer. Pfizer e Moderna hanno lo stesso principio di funzionamento e quindi può essere fatto tranquillamente. Sforbiciata del comune di Agrigento alla Tari, riduzioni fino al 100%. Scopriamo per chi. Per sostenere le imprese la cui attività è stata chiusa o limitata in misura diversa a seconda del settore, delle normative e delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria per il 2021, tenendo conto da una parte il periodo di chiusura previsto dalla normativa, dall'altro le difficoltà nella ripresa anche legate ad obblighi in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali, ci saranno riduzione degli importi fino al 100% per le utenze non domestiche. Questa è la sforbiciata alla Tari, la tassa sui rifiuti che ha messo in campo il comune di Agrigento, annunciata dal sindaco Franco Miccichè. Nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono previste misure agevolative sulla Tari fino al 100% per l'anno 2021, per tutte le attività commerciali che hanno subito o la chiusura o ingenti perdite a seguito delle misure restrittive dovute al Covid. Ulteriori misure agevolative sulla tassa dei rifiuti sono previste anche per quelle aziende non soggette a chiusure, ma che documentino una riduzione del fatturato 2020 raffrontato
al fatturato 2019 almeno pari al 30%. Sono previste riduzione del canone patrimoniale per l'anno 2021 a favore dei soggetti passivi che pagavano l'imposta pubblicitaria e di IMU a favore dei proprietari di immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività. Bilanci Musumeci scrive a Draghi: comuni in difficoltà, Roma faccia la sua parte. Vediamo. I comuni siciliani rischiano il collasso finanziario. Sono fiducioso che il suo governo, che ha competenza nella finanza locale, possa imprimere quell'atteso segnale di attenzione nei confronti della Sicilia. Si conclude così la lettera appello che il governatore Nello Musumeci ha inviato oggi al Presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere un intervento immediato in favore dei tanti comuni siciliani alle prese con bilanci preventivi che non possono essere approvati. Non credo sia necessario, scrive il Presidente della Regione, richiamare le note difficoltà finanziarie di molti comuni dell'isola, analoghe a quelle di altri del Mezzogiorno che con ragionevole probabilità alla prossima data del 31 luglio non riusciranno ad esitare il bilancio preventivo 2021-2023, con le inevitabili conseguenze sull'azione amministrativa delle stesse autonomie locali. Le cause che hanno condotto storicamente a questa condizione, aggiunge Musumeci, sono parimenti note, ma si ritiene indispensabile a tutela delle prestazioni offerte dalle amministrazioni comunali che il governo nazionale possa intervenire, perché è competente in materia di finanza locale per affrontare le gravi criticità mediante l'effettiva attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale. A questo proposito il Presidente della Regione aggiunge: rimangono altresì ancora irrisolte le questioni afferenti all'attuazione dello Statuto siciliano, sempre in materia fiscale, di cui da tempo è investita la Commissione paritetica. In particolare, sempre su tale questione, è da segnalare un recente confronto tra il Ministro dell'Economia e l'assessore regionale all'Economia, con il reciproco impegno a definire la piattaforma mediante il nuovo accordo di finanza pubblica per il 2022, in tempo utile per la legge di bilancio 2022. Infine, la richiesta di un intervento urgente in favore dei comuni, con l'impegno, conclude Musumeci, che la Regione saprà rendere efficiente l'uso delle risorse derivanti dalle auspicate riforme. I carabinieri della stazione di Canicattì hanno arrestato un pluripregiudicato del luogo dopo aver scoperto che il malvivente riforniva la propria abitazione con energia elettrica convogliata direttamente dalla rete pubblica. È accaduto ieri mattina, quando i militari del territorio avevano notato quello strano allacciamento e si sono presentati alla porta del sospettato nel centro storico di Borgalino, accompagnati dai tecnici dell'Enel. Sul posto gli operanti hanno verificato come in modo artigianale e molto pericoloso quella casa si serviva della corrente presa dalla strada. Mentre i carabinieri traevano in arresto il tale per furto aggravato, il personale dell'Enel, cui toccherà rendicontare il consumo abusivo della corrente elettrica, faticava non poco per mettere in sicurezza l'abitazione, all'interno della quale il cavo volante, seppur visibile dall'esterno, era stato murato. L'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto dai militari agli arresti domiciliari. Ha ricevuto un messaggio sul suo telefono cellulare e inavvertitamente, cliccando sul link della sua carta prepagata Postpay in un solo colpo, le sono spariti 391 euro, una nuova frode informatica alla cui vittima, una 44enne di Agrigento, non è rimasto altro da fare che prestare denuncia alla polizia. La donna si è accorta immediatamente tramite un SMS ricevuto dalle poste di un pagamento effettuato, anche se lei non aveva fatto nessun acquisto né tantomeno avesse autorizzato il prelievo di soldi. I poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno raccolto il racconto della donna e hanno già trasmesso l'incartamento alla polizia postale di Palermo. Spetterà a loro provare a identificare i responsabili che hanno messo a segno l'ennesima frode informatica. E a Porto Empedocle i carabinieri, in una operazione congiunta con gli agenti della Polizia Municipale, hanno scoperto su un'area verde di proprietà comunale in via Schillaci dei manufatti in legno ma anche in cemento realizzati abusivamente. 11 le persone del luogo che sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per abusivismo edilizio e occupazione di suolo pubblico. Le costruzioni abusive sono state sequestrate per l'eventuale demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto.
Ad Eracleamino, a Fedra di Seneca, dà il via alla nuova stagione dei Teatri di Pietra. Arturo Cantella. Al via ieri sera nello splendido teatro di Eraclea a Minoa la stagione 2021 dei Teatri di Pietra organizzati dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo. Il primo appuntamento è stato con la classica Fedra di Seneca. A seguire il 5 agosto Novecento, la leggenda del pianista sull'oceano di Alessandro Baricco, quindi il 13 agosto Orestea, Agamennone e Coefore. Il 18 agosto Dante, Enea, Il viaggio, il 20 agosto Elena, per concludere il 25 agosto con Le sorelle di sangue, un evento che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico. Anche quest'anno, nonostante il periodo che stiamo attraversando, un periodo di piena pandemia, ma le condizioni di Covid qua e del teatro ci sono, quindi stiamo adottando tutte le normative di Covid. Ringrazio il direttore del parco, il dottore Sciadatta, e anche quest'anno cerchiamo sempre di valorizzare questa zona. Gli appuntamenti sono tanti e diversi, con una prenotazione già al massimo delle aspettative, Sindaco? Sì, visto il momento che stiamo attraversando, gli spettacoli sono pochi in provincia e delle zone in cui si possono fare, ci sono 6 spettacoli, in più ringrazio il Parco Ecologico che sta organizzando qualche altro spettacolo, è un punto in cui c'è la tranquillità perché ci sono le norme di Covid e quindi 6 spettacoli, i Teatri di Pietra si chiuderanno il 25 agosto, quest'anno ci sarà un spettacolo in più, non sono 5 ma sono 6. Un comune, quello di Cattolica Eraclea, che sta attraversando un momento positivo considerando anche diversi finanziamenti che stanno per arrivare e che arricchiranno ancora di più non solo il paese ma anche la costa. Sì, stiamo investendo tantissimo, abbiamo tanti progetti, ad esempio il problema dell'erosione del Creamino che se ne è parlato sia a livello nazionale che regionale, il 1° ottobre si pensa già di poter iniziare i lavori, ci sono dei decreti che arriveranno dalle Rederne, dei progetti presentati, tutta l'illuminazione del Creamino, il belvedere sopra la zona archeologica, siamo nel paese, nel comune. Abbiamo fatto pure tanti progetti, abbiamo tutta la ristrutturazione del Calvario, un progetto di 900.000 euro, siamo in attesa di finanziamento. E per quanto riguarda il CCR, Centro Comunale d'Accolta, siamo stati 6 in Sicilia, messi al finanziamento di circa 970.000 euro, stiamo lavorando sulla viabilità, stiamo investendo sulla promozione turistica, quest'anno abbiamo messo un pennello di Eracleamino all'aeroporto di Bergamo per fare conoscere la zona, sperando che anno dopo anno questa zona ha solo da migliorare perché è un fior d'occhiello di tutta la Sicilia e dell'Italia e del mondo, perché è una zona in cui può offrire dalla cultura al mare, il turista o cerca cultura al mare e qui trova sia cultura che mare. Ci sono delle novità per ciò che riguarda la ristrutturazione di questo teatro? Sì, il direttore del parco Sciadatta ci sta lavorando, l'altro giorno abbiamo avuto un incontro per quanto riguarda questo teatro perché è una copertura un po' antipatica fatta degli anni, quindi sperando che e sono convinto che questo problema si risolverà il più presto possibile. Per la costa, per le mareggiate, so che c'è pure una situazione in evoluzione. Sì, avevo un progetto già tutto pronto a partire, affidato, ci sono le condizioni purtroppo che non può partire a settembre per la caletta e i lavori, quindi inizieranno a ottobre, sono circa 8 mesi di lavoro, sperando di chiudere questo problema veramente che aspettiamo tutti e non avere più il problema dell'erosione, di cadere alberi, veramente è un po' antipatico questo. È immancabile perché per me personalmente, io vengo qui dal 2006 con il circuito dei Teatri di Pietra e quindi è un appuntamento non solo bello come il luogo, emozionante, ma ogni volta si aggiunge qualcosa a una storia che è questa, di questo luogo unito a questo circuito importante. Vedo che sempre l'amministrazione è attenta a promuoverlo. Questa sera Fedra, che è una delle grandi figure drammatiche del teatro antico, una donna quasi moderna potremmo dire, perché in realtà è la storia di un amore impossibile con le sue conseguenze. Viviamo un'epoca in cui le donne
subiscono molto. Fedra in qualche modo era una donna all'avanguardia per i suoi tempi, con alcune caratteristiche però di quella cultura. Abbiamo visto già nelle tappe che abbiamo fatto che il pubblico segue molto e riesce a essere empatico con una storia scritta più di 2000 anni fa, e questo è il grande fascino del teatro. Che Fedra è prima di tutto una donna che decide di ribellarsi a, diciamo, a una società maschilista che in qualche modo la soffoca e non contiene la sua necessità di vita, di espressione e anche di potenza, per cui ha un grandissimo coraggio. E poi Fedra vuol dire la luminosa, per cui questa parola mi è molto utile nel percorso attraverso Fedra, perché possa portare luce a tutti noi. E vi dico una piccola cosa, che l'immagine più forte di un personaggio contemporaneo che mi è venuto, di figura di donna, che ha ispirato anche questa Fedra, è Lady Diana. Quanto è importante l'evento Teatri di Pietra, diciamo, nell'ambito delle manifestazioni estive teatrali? È importantissimo, e per me è un sogno tornare anche quest'anno nei Teatri di Pietra, che sono veramente tra i più belli d'Italia e del mondo, direi, uno più bello dell'altro, e quindi è sempre veramente una grande gioia e un grandissimo onore, perché le pietre ispirano. Noi poi siamo dei canali, dei vettori, e cerchiamo forte il legame con il pubblico contemporaneo, con le donne e gli uomini presenti, perché veramente il teatro parla di noi e soltanto di noi attraverso giochi, favole, grandi miti, ma queste pietre, ecco, sono quelle che fanno da tramite, che ispirano noi e che arrivano agli spettatori. A Tusa ha scoperto il monumentale muro di accesso al teatro di Alaesa. Vediamo. Si sono conclusi gli scavi di Alesa Arconidea a Tusa. Tra i ritrovamenti più importanti vi è quello di un monumentale muro della Parodos meridionale, il corridoio di accesso al teatro dal lato sud. Il muro è stato trovato in uno stato di perfetta conservazione su vari metri di altezza e in tutta la sua lunghezza. È uno dei ritrovamenti più importanti emersi dagli scavi archeologici appena conclusi nel sito archeologico. La scoperta è stata effettuata dall'Università francese di Amiens, che in questi giorni ha animato il sito archeologico insieme all'Università di Palermo e Messina in 3 diverse missioni di ricerca. Il teatro, la cui fase visibile è forse da datare alla fine del III secolo a.C., con l'imponente coronamento dei contrafforti magnificamente decorati, come dimostrano i blocchi di decoro architetturale ritrovati, era una congiunzione tra le 2 colline che costituiscono l'antica città di Alesa ed era visibile dal mare e dal porto sottostante. I risultati delle campagne di scavi condotti nel sito di Alesa sono stati illustrati alla presenza dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, del direttore del Parco Archeologico di Tindari Mimmo Targia, del sindaco di Tusa Luigi Miceli e dei rappresentanti delle 3 missioni di ricerca. Al di là dei significativi esiti delle campagne di scavo, sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, è importante segnalare la ripresa delle attività di ricerca nel Parco Archeologico di Tindari grazie alla fattiva azione del direttore Mimmo Targia, un'azione che si collega a quella in corso in tutta la Sicilia e che ha visto il riattivarsi delle campagne di scavi in quella che amo definire la primavera dell'archeologia siciliana. Questa ripresa di attenzione verso la Sicilia e le presenze archeologiche del Mediterraneo, precisa l'assessore Samonà, è il risultato di una strategia complessiva del governo regionale che sta puntando sui beni culturali e sull'archeologia in particolare per rilanciare uno sviluppo turistico-economico della Sicilia. È stato molto emozionante, ha detto il direttore del Parco Archeologico di Tindari Mimmo Targia, vivere il febbrile entusiasmo legato alla campagna di scavo che hanno animato in quest'ultimo mese il sito di Alesa. Sono certo, precisa Targia, che l'eco dei nuovi ritrovamenti sarà determinante per indirizzare tanti visitatori nell'antica città di Alesa. Da ieri, venerdì 30 luglio a giovedì 5 agosto, nel cortile dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, in via Bacbac, sarà possibile ammirare 300 opere partecipanti al concorso nazionale Giovani Artisti 2021, rassegna coordinata dal critico e storico dell'arte Paolo Giansiracusa. Vediamo. Professor Alfredo Prado, parliamo di questo concorso nazionale Giovani Artisti 2021 che si svolge qui presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo. Questa iniziativa è stata voluta dall'Accademia ed è coordinata dal professore Paolo Giansiracusa, che è un noto critico e storico dell'arte. Vede
giovani partecipanti provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. Sono stati selezionati da 300 concorrenti, sono circa 80. Questa mostra si sposterà anche in altre città della Sicilia, sia del catanese che del palermitano. Pensiamo di organizzare questo raduno di giovani artisti ogni anno qui all'Accademia di Agrigento. Intanto vediamo che alla inaugurazione ci sono tanti partecipanti appunto provenienti da tutta Italia e questo ci fa piacere perché l'iniziativa veramente ha avuto un grande successo. Gli artisti che provenienza hanno? La provenienza dalla Lombardia, Piemonte, Veneto, chiaramente Lazio e poi a scendere. Professore, parliamo di questa iniziativa che vede qui ad Agrigento venire tanti artisti, partecipare tanti artisti provenienti da tutta Italia. Ecco, quanto è importante in un momento in cui si riprende un po' l'attività post-Covid? Certo, è molto complicato ed è un po' difficile, però diciamo che coraggiosamente, con tanta volontà ci siamo lanciati, ci siamo proiettati per questa iniziativa che vuole essere un segnale di vitalità in questo momento difficile. Si tratta del primo raduno dei giovani artisti del Mediterraneo e c'è anche qualche over 35 perché volevamo che ci fosse anche qualche maestro all'interno di questa grande mostra. Noi abbiamo selezionato 80 giovani artisti. Questi 80 giovani godranno di una pubblicazione, di un catalogo e l'aspetto significativo della manifestazione è legato al fatto che ognuno si presenta con il proprio stile, con il proprio linguaggio, per cui chi è che viene a vedere la mostra ha la possibilità di vedere come l'arte si muove nel nostro tempo, nella nostra età. Questa è una cosa interessante perché sovente si hanno 2-3 linee espressive, invece qui 80 artisti selezionati, 80 linguaggi, e quindi un'occasione straordinaria per entrare all'interno del contemporaneo e per capire l'umanità nuova, che cosa respira e che cosa ci fa vedere. Il bello di questa iniziativa è legato al fatto che è tutta gratuita. L'abbiamo voluta io e il direttore Prado proprio in questo modo perché sovente i giovani vengono tartassati da questo punto di vista. Se devono esporre un quadro devono pagare, versare dei contributi, se vogliono avere l'opera pubblicata in un catalogo devono versare dei quattrini e così via. Invece con Prado ci siamo detti facciamo una grande opera di mecenatismo, sosteniamo i giovani, aiutiamoli, quindi loro non pagano niente, fanno solo il sacrificio di realizzare un'opera che poi riporteranno a casa. Io vorrei che la vendessero durante l'esposizione, però dico qualora l'opera dovesse restare poi se la portano a casa. Pubblicazione, mostra, pubblicità, tutto quello che accompagna l'evento è a costo zero per i giovani. E mi piace lanciare questo messaggio perché le amministrazioni pubbliche dovrebbero seguire questo esempio, perché il giovane oltre a fare l'opera, oltre a metterci la sua anima, il suo impegno e così via, non deve essere anche impegnato a sborsare dei quattrini per esporre un'opera. Grazie al professore Giansiracusa ho avuto l'opportunità e la possibilità di poter fare conoscere la mia arte e mi sento al settimo cielo per questa opportunità, grazie al professore che è una brava persona. Iniziative come queste quanto sono importanti anche per lanciarvi nel mercato della pittura? Sì, sono importanti, certo, così ci facciamo conoscere, conoscono perché stando chiusi a casa non si può fare niente. Oltre al Covid che c'è in giro non si possono fare esposizioni, come ha detto il professore Giansiracusa, almeno qua abbiamo la possibilità di poterci fare conoscere. Grazie a questa opportunità, a questa iniziativa che ha concesso il professore Giansiracusa insieme al rettore Pardo di esporre e di dare libero sfogo alle nostre creatività, creando nel nostro, quello che noi sappiamo fare di arte, tutto questo, sperando che qualcuno possa vederci e quindi valorizzarci al 100%. E ieri appuntamento dedicato a Dante ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un evento giunto alla sesta appuntamento per ricordare il sommo Dante, una manifestazione che vedrà la conclusione prossimamente.
Sì, oggi è un altro incontro di quelli programmati insieme col Comune di Agrigento, con l'Empedocle Consorzio Universitario, col Museo Diocesano, con la casa editrice Medinova, con l'Accademia Teatrale di Sicilia, l'Associazione Il Cerchio, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Questo incontro è la prima volta che lo facciamo in presenza e quindi abbiamo grandissimi, risorse del nostro territorio che stanno volontariamente dando il loro contributo per organizzare questa giornata. Evidentemente è offerto al territorio tutto. 700 anni della scomparsa del sommo poeta rappresenta un avvenimento particolare in tutto il mondo e in particolare anche ad Agrigento. L'evento conclusivo quando si svolgerà? Più che evento conclusivo noi termineremo a dicembre i vari incontri, semplicemente che il 14 settembre, la data in cui è morto Dante Alighieri, sarà una giornata particolare con avvenimenti vari, anche perché si concludono tutti i concorsi che sono stati messi in programma. Oggi abbiamo collegato Dante a Pirandello, proprio per questo siamo anche al Caos in questo splendido luogo, perché proprio sarà il relatore Enzo Alessi a indicare quei tratti di Dante che sono riscontrabili anche nell'opera di Pirandello. Quanto è attuale la figura di Dante oggi? Sì, diciamo che proprio per quanto riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto della vita di tutti noi nella nostra quotidianità, molte affermazioni di Dante sono ancora attuali e applicabili nella vita nostra quotidiana. Un evento importante oggi qui al Caos di Pirandello per creare un legame tra la figura storica di Dante e quella di Luigi Pirandello. Ecco, tu sarai il protagonista di questa manifestazione, uno dei tanti protagonisti. Sì, uno dei tanti protagonisti. Ringrazio la Dante Alighieri per avermi invitato a questa manifestazione nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Enza Ierna instancabile ha organizzato un anno addirittura di eventi e oggi è il primo in presenza, quindi è un evento nell'evento. Cercherò di deliziare il pubblico con un mio testo dedicato a Dante Alighieri, con un collegamento particolare a Luigi Pirandello. In un certo modo gli farò conoscere a Dante Alighieri Luigi Pirandello. Lo conoscerà a 700 anni dalla morte? Non lo sappiamo. Lo saprà il pubblico presente. È un testo che ho scritto dopo aver visto una statua, il doppio della mia altezza, in un museo di Parigi tanti e tanti anni fa, e man mano l'ho aggiornato fino ad oggi. E parlerò anche del Covid, parlerò anche dei vaccini, perché Dante è interessato e Dante è pure arrabbiato perché, essendo statua, l'ago gli si rompe. Tu sei anche uno scrittore, cosa c'è in cantiere? Cosa c'è in cantiere? Ho preso in questi giorni un vecchio testo che a causa della pandemia non ho potuto pubblicare, però l'ho ripreso, lo sto, come si suol dire tecnicamente, riscrivendo. È un'altra opera umoristica ambientata in un ufficio anagrafe. C'è un cittadino che si ritrova due impiegate e che gli fanno dannare l'anima, giusto per completare il riferimento a Dante Alighieri. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.